120 mm d'acqua in meno di un'ora, un diluvio, quello che ieri intorno a mezzogiorno si è abbattuto sul Montello, allagando strade, case e campi. Il violento temporale è arrivato all'improvviso, in pochi istanti il cielo si è fatto plumbeo e un'enorme quantità di pioggia ha mandato in breve in tilt il sistema di deflusso delle acque meteoriche. Tombini scoppiati, fossi e canali tracimati, strade trasformate in torrenti. L'area più colpita è quella di Giavera del Montello, dove i vigili del fuoco hanno effettuato una trentina di interventi, soprattutto per prosciugare garage, scantinati e piani terra di abitazioni finiti sott'acqua, allagati anche i campi sportivi. Ingenti i danni. Gli ultimi interventi di prosciugamento sono stati effettuati questa mattina, tuttavia non è escluso che nelle prossime ore possano ancora verificarsi altri temporali di forte intensità. La Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato d'attenzione per possibili criticità idrogeologiche fino alle 4 di oggi pomeriggio in tutti i bacini idrografici del Veneto. La criticità geologica invece nella zona dell'Alto Piave è limitata al comune bellunese di Perarolo di Cadore, dove permangono i rischi legati alla frana, oggetto di monitoraggio da parte degli uffici della Protezione Civile e della Polizia locale.